Quinta e decisiva prova del Tommaso Grassi Hour 2022, due ritiri, quelli di Amurabel e Tyler Di Pippo, lo schieramento Americ Clemar, Vacanza Jet, Africa Jet, Cindy Model, Axel Degli Ulivi, in seconda linea Bongallo Wise, Zarrazza Italia e Verdon WVF. Favore in chiusura per Africa Jet, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Cindy Model e di Axel Degli Ulivi, che scattano con Axel Degli Ulivi che va a chiedere strada e a ottenerla dopo 150 metri, quindi Axel Degli Ulivi al comando con il leader della classifica fino a questo punto, cioè Giorgio D'Alessandro Junior, che se la gioca in testa. 14,4 il lancio per Axel Degli Ulivi, Cindy Model in seconda posizione, poi c'è Americ Clemar davanti a Bongallo Wise. Intanto il quarto iniziale coperto in 29,4 da parte di Axel Degli Ulivi, la seconda posizione per Cindy Model, mentre Africa Jet non è partita velocissima, sorpreso un po' nel lancio. Ora i 600 se ne vanno in 45,5, 45,4 per l'esattezza. All'esterno c'è Verdon WVF che si trascina Africa Jet e quindi Zarrazza Italia. Così il giro è coperto nell'ordine del 1 minuto secco. Mancano 700 metri alla conclusione, con leader sempre Axel Degli Ulivi, Cindy Model in seconda posizione, poi Americ Clemar. All'esterno si impegna Verdon WVF, per il momento non riesce però ad avvicinare Axel Degli Ulivi, che completa in 1:15,1 il chilometro. In seconda pariglia c'è sempre Africa Jet, poi Zarrazza Italia che cerca di venire via. A 500 scarsi dalla conclusione, Verdon WVF cerca di impegnarsi all'esterno di Axel Degli Ulivi, lo appariglia a meno di 400 dalla conclusione. I due alle prese, con Verdon che sta passando a 300 dal palo, lo scatto di Zarrazza Italia. Completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con Verdon WVF in vantaggio, ha speso molto però e c'è a centropista lo scatto di Bongallo Wise. Bongallo Wise mette tutti d'accordo nel finale e dà così il successo e la ammissione alla finalissima a Giuseppe Porzio Junior, che con un cavallo quotato 41-1 viene a vincere la corsa più importante. Con gran finale andiamo a rivedere il successo per Bongallo Wise e Giuseppe Porzio Junior, che sul palo piega Verdon WVF. Al terzo posto finisce Zarrazza Italia, a sorpresa quindi il successo per Bongallo Wise, Giuseppe Porzio Junior per il training di Emanuele Baccalini, per conto del signor Alberto Traini. Bel successo davvero. Andiamo a rivedere la retta d'arrivo, che vale così non soltanto il successo ma anche l'accesso alla finale per Giuseppe Porzio Junior.